abbiamo adottato criteri ovviamente di competenza, di fiducia, di capacità di fare squadra, che sono quelle le caratteristiche, ripeto, tante persone valide ci sono nella squadra. Queste le caratteristiche degli uomini e delle donne che compongono la nuova squadra che affiancherà la neosindaca Ghi Mentona nei prossimi 5 anni. Con la presentazione della giunta prende ufficialmente il via il mandato amministrativo della città. A Daniele Manente, candidato al primo turno, poi alleato di Ghi Mentona nel ballottaggio, la carica di vice sindaco con referato al bilancio. Alle politiche educative e familiari Serena Stangerlin, Cristian Antonello sarà l'assessore allo sport, Claudio Beltramello si occuperà di sanità e politiche abitative, Laura Piazza avrà il referato alla cultura e turismo. I lavori pubblici saranno affidati a Barbara Concolato, mentre ad Alessandro Boldo è affidato l'assessorato all'urbanistica e rigenerazione urbana. Tutte le materie non delegate come sicurezza, polizia locale, politiche giovanili restano attribuite alla sindaca, che punta ad una collaborazione molto più ampia per il governo della città. Conto di avere comunque il supporto anche di persone che non sono parte formalmente della giunta, ma che chiedo di essere al nostro fianco, perché insomma quello che dobbiamo fare è un'impresa importante e c'è bisogno dell'aiuto di tutte e di tutti. Una partecipazione che intende coinvolgere anche i cittadini. Questo comporta anche la necessità di prendere delle decisioni, ma queste saranno sempre possibilmente condivise anche laddove dovessero essere difficili, ecco, con la cittadinanza.